Bisogna essere all'altezza dei tempi, diciamo. Se gli altri volano alto, anche noi. In questa frase forse c'è il senso di un'intera esistenza umana e professionale, così Luciano Benetton commentava nel 2018 il restauro della chiesa di Sant'Eunisto a Treviso, opera sostenuta con convinzione come tante altre sul territorio, quel territorio che gli ha consentito di crescere, innovare, fare la storia del Made in Italy con i suoi maglioni colorati, con un brand riconoscibile e riconosciuto da un impero che si era esteso anche alle autostrade e alla Formula 1. E così nel giorno del suo 90° compleanno tanti sono i messaggi di auguri, con destinatario il visionario imprenditore di Ponzano Veneto, patriarca di una famiglia che ha attraversato i decenni anche tra crisi profonde e capitoli dolorosissimi come il crollo del Ponte Morandi. Forse il momento più duro era l'agosto del 2018, nulla è stato più come prima. Solo un anno fa il patrono aveva liquidato via stampa l'amministratore delegato voluto qualche anno prima, aprendo per Benetton una profonda fase di ristrutturazione con l'obiettivo di pareggiare i conti nel 2026. La cartolina più fedele arriva da Villa Minelli, per anni il quartier generale del gruppo. Da qui parte il sindaco Antonello Baseggio per i suoi personali auguri, tutt'altro che retorici. In questi giorni uno che passa davanti a Villa Minelli la vede chiusa, vede tra l'altro anche l'incuria nei prati ed è un colpo al cuore, insomma io credo che una comunità non meriti questo. Immagino che a breve ripartino almeno le manutenzioni, ma ci auguriamo anche che gli infissi ritornino ad essere aperti. Lo aiutiamo a spegnere le 90 candeline, che non sono poche, nell'attesa naturalmente che ci siano tante altre da spegnere, e così magari insieme ricostruiamo una comunità attorno a una villa e una sede che è diventata importante in tutto il mondo, perché quando si nomina Benetton si nomina Ponzano ed è giusto che si continui così.